Sedute pubbliche, inchiesta allargata a tutto il periodo della pandemia, ma con particolare attenzione alla seconda ondata, ed una composizione di consiglieri corrispondente alle proporzioni dell'ultimo voto, 10 alla maggioranza e 5 all'opposizione, che esprimerà anche il Presidente. Dopo lo scontro delle scorse settimane, in Regione è stato raggiunto l'accordo tra maggioranza e opposizione che dà ufficialmente il via alla commissione d'inchiesta sull'andamento di contagi e decessi da coronavirus in Veneto. Quanto dureranno i lavori della commissione? Fino al 30 novembre del 2021, quindi avranno un periodo ben determinato. Le conclusioni saranno portate all'autorità giudiziaria, così come chiesto dal Presidente Zaia e dalla maggioranza, perché vogliamo rendere al massimo pubblico quello che emergerà dalla Commissione una volta sentito i tecnici, sentito anche tutti coloro che si sono occupati, della crisi pandemica qui in Veneto. A Palazzo Ferrofini la soddisfazione è unanime, a partire dai primi firmatari delle due originarie proposte di delibera, i capigruppo della coalizione leghista Villanova e Pan e il capogruppo PD Giacomo Possamai. Per noi è un risultato importante perché avevamo chiesto con forza una commissione di inchiesta che analizzasse che cosa è successo in Veneto, in particolare nella seconda ondata in cui abbiamo avuto purtroppo il quadruplo dei decessi rispetto alla prima ondata. Abbiamo chiesto questa commissione perché pensiamo che sia giusto capire cosa è successo, sia nell'interesse dei veneti, dei cittadini, perché capire che cosa non ha funzionato è fondamentale. Un accordo che ci soddisfa perché sostanzialmente sono state recepite tutte le nostre richieste per quello che riguarda la Commissione, in particolare che la Commissione d'inchiesta sia pubblica, quindi che i veneti possano vedere cosa succede in questa Commissione d'inchiesta, che si prenda in esame tutta la pandemia, non solo una parte della pandemia, perché è importante poter confrontare le tre ondate, dopo che ci sia una buona proporzionalità sui numeri per quello che riguarda i consiglieri, quindi un peso della maggioranza maggiore, visto il peso che abbiamo in Consiglio regionale,